L'onorevole Rosellina Marchetta, deputato segretario all'Assemblea regionale siciliana, ha presentato un'interrogazione al presidente della regione Renato Schifani, all'assessore per i beni culturali e l'identità siciliana Scarpinato, con la quale richiede di destinare una quota parte degli introiti dei biglietti d'ingresso al parco archeologico della Valle dei Templi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle pubbliche vie che danno accesso al parco. Nell'interrogazione l'onorevole Marchetta evidenzia come l'afflusso dei visitatori del parco archeologico della Valle dei Templi, in costante ascesa, una tendenza destinata a crescere anche in ragione della capacità attrattiva della musealizzazione del Telamone e dei prossimi eventi che vedranno impegnata la città di Agrigento quale capitale italiana della cultura 2025. Il significativo aumento di visitatori, ha scritto l'onorevole Marchetta, con crescite superiori al 20% rispetto a quelle già considerevoli registrate nell'anno precedente, determinerà maggiori introiti nelle casse dell'ente parco della Valle dei Templi. Quindi diventa necessario, continua l'onorevole Marchetta, procedere all'eliminazione del fenomeno delle cosiddette soste selvagge in prossimità degli accessi al detto parco archeologico, procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle pubbliche vie che danno accesso al parco della Valle e di quelle che si trovano nella prossimità degli alberghi e delle strutture ricettive che ospitano i visitatori. Nella nota inviata al presidente della regione Schifani e all'assessore regionale Scarpinato si chiede altresì di valutare la destinazione delle somme dei biglietti per la realizzazione o l'ampliamento dei parcheggi nelle aree antistanti l'importante sito archeologico.